Da Hanoi in Vietnam parla il premier Giuseppe Conte. In Italia spiega: sono giorni impegnativi ma è importante essere qui. Fabrizio Frullani. Il Vietnam rappresenta per l'Italia un partner strategico molto importante nel quadrante asiatico. Vogliamo incrementare, attraverso un fitto programma di iniziative, le relazioni tra i due paesi già oggi eccellenti. Il bilaterale con il primo ministro Phuc è il primo atto della visita ad Hanoi del Presidente del Consiglio, che sottolinea: con il Vietnam abbiamo un interscambio di oltre 4 miliardi di dollari, puntiamo ad arrivare a 6 entro il prossimo anno. I temi economici tengono banco anche ad Hanoi, e riguardo alla procedura di infrazione che l'Europa reputa giustificata per il nostro Paese, il Presidente del Consiglio dice: c'è la determinazione a rappresentare, a dare un contributo critico. Critico significa anche voler modificare le regole esistenti laddove queste regole sono state elaborate in contesti economici, sociali e per certi versi anche politici, perché la politica poi dà la visione d'assieme, diversi rispetto a quelli attuali. Il Premier si dichiara comunque fiducioso, perché spiega: il continuo monitoraggio dei nostri conti pubblici sta evidenziando che abbiamo più entrate rispetto a quelle stimate. Poi il CSM, non entro nello specifico, spiega Conte, ma cercare la contiguità con la politica svilisce la magistratura. Infine la soddisfazione del Premier per lo sblocca cantieri: sono lieto dell'intesa tra Lega e 5 Stelle, ora, dice Conte, andiamo avanti.